settore. La chiusura delle indagini dell'inchiesta trevigiana sul crack Veneto Banca, raggiro da 107 milioni sulla vendita di azioni a prezzi gonfiati, oltre 2.000 i truffati per il PM e gli ex vertici, tra cui Vincenzo Consoli, a capo di un'associazione a delinquere. Eraclea il processo Camorra nel comune del Litorale, il grido dei residenti che sperano si possa evitare lo scioglimento per mafia. Poca possibilità di assumere personale, fondi tagliati, autonomia bloccata. I sindaci del Veneto mettono questi tre temi fondamentali sul tavolo e mandano a Roma una serie di richieste con un ultimatum chiaro. Grave incidente sul lavoro stamane a Cornedo Vicentino, operaio cade dal tetto di un'azienda, un volo di 5 metri, l'uomo in rianimazione in ospedale. Si infittisce il mistero di Samira, la 43enne di Stanghella scomparsa da 2 mesi, il marito sarebbe ancora in Spagna e spunta intanto una seconda famiglia in Marocco. Il GIP di Brescia rinvia a giudizio Felice Maniero, l'ex boss della Mala del Brenta in carcere da ottobre scorso con l'accusa di maltrattamenti fisici e psicologici sulla compagna. Un modello scientifico capace di prevedere le piene dei fiumi con un anticipo che permetta di prendere decisioni efficaci, quello messo a punto dalla regione Veneto, era pronto a essere esportato a livello nazionale. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati alla prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano il crack Veneto Banca, perché apre nuovi scenari l'inchiesta che vede gli ex vertici indagati per associazione per delinquere e truffa, raggiro sulla vendita di azioni a prezzi gonfiati da oltre 100.000 euro e oltre 2.000 i truffati. Artifici e raggiri nella relazione con i clienti, indotti ad acquistare azioni con la garanzia di investimenti senza rischi, con il risultato però che più di qualcuna delle vittime, ben 2.200, ha perso tutto ciò che aveva. È quanto si legge nelle carte dell'inchiesta sul filone della vendita a prezzi gonfiati di azioni Veneto Banca, che vedono indagati l'ex amministratore generale e direttore della Popolare Vincenzo Consoli e altri 6 dirigenti. Mosè Faggiani, condirettore generale, Stefano Bertolo, capo direzione centrale amministrazione, Cataldo Piccarretta, direttore area Mercato Italia, Massimo Lembo, responsabile direzione centrale compliance e Renato Merlo, responsabile pianificazione e controllo. Associazione per delinquere e truffa, le contestazioni a vario titolo, reati che per la procura di Treviso, che ha inviato agli indagati l'avviso di chiusura indagini, sarebbero stati commessi tra il 2012 e il 2015 ai danni dei risparmiatori, indotti a investire in prodotti rischiosi perché spesso non in grado, per età e competenze, di valutare a cosa potevano andare incontro. Spesso pensionati che tutto volevano tranne mettere a repentaglio i propri risparmi, o correntisti che per ottenere il mutuo dovevano passare per l'acquisto di azioni. Non comportamenti individuali di questo o quell'impiegato, ma un'induzione in errore del personale dettata dall'alto, dai vertici che mentivano sul valore dei titoli. Un'associazione per delinquere che avrebbe raggirato consiglio di amministrazione e assemblea dei soci, di cui viene ritenuto promotore e capo proprio l'ex AD Consoli. Oltre 2.200 dunque gli episodi contestati per un danno complessivo di oltre 107 milioni di euro, perché il reale stato di salute della banca era tenuto nascosto fino al crack. Il danno definitivo con la messa in liquidazione dell'istituto nel giugno del 2017, e questo sposta in là i termini di un'eventuale prescrizione. E adesso invece l'altro processo, il processo Camorra a Eraclea, con un comune, quello del litorale veneziano, che si interroga sul futuro. Si teme il sempre più probabile scioglimento dell'amministrazione per mafia. Non andare più a votare e vanno a casa tutti, debellare tutto il sistema, riniziare da zero, perché se non si rinizia tutto da zero non si ottiene più niente. Dovevano svegliarsi prima. Perché dice questo? Perché 20 anni che vanno avanti con questa situazione. C'è esasperazione in piazza Eraclea. È dal blitz del 19 febbraio dell'anno scorso che la situazione è sospesa e all'indomani dell'avvio del maxi processo contro la Camorra nell'aula bunker di Mestre la richiesta è soltanto una: voltare pagina una volta per tutte. Eraclea
molto probabilmente ha l'intenzione di partire, di cambiare marcia per un'amministrazione e un comune che faccia il bene della comunità e del paese. È un pessimo effetto, però è importante che venga fuori, che la gente prenda coscienza che il problema c'è veramente, che non è una montatura e che quindi prenda coscienza che abbiamo bisogno di fare qualcosa di importante contro questo problema. In municipio il commissario prefettizio Giuseppe Vivola è al lavoro, gentilmente dice di non voler rilasciare dichiarazioni, che il momento è delicato. Non è opportuno, insomma, veramente. Ti ringrazio. Oltre al processo, del resto, la partita è anche amministrativa, con il Viminale che sta decidendo se sciogliere il comune per mafia, il primo caso del genere in Veneto, un'ipotesi che preoccupa. Vengo su, abito qua in centro, vengo su il pomeriggio e basta, ma si va al bar, non si parla altro che di questo e basta. Non si sa più nulla neanche come comportarsi, insomma. Non resta quindi che guardare al corso della giustizia e al nuovo anno. Abbiamo fiducia nella magistratura e basta, farà il suo corso come è giusto che sia. Speriamo che adesso con il nuovo anno, insomma, se si riparta da zero, vediamo insomma, che cosa farà la giustizia. Insomma. E adesso i comuni sul piede di guerra, i comuni del Veneto per i tagli da Roma sui bilanci, allora scatta anche l'ultimatum. Assunzioni, fondo di solidarietà comunale e autonomia. I sindaci del Veneto battono i pugni sul tavolo e mandano al governo e al Parlamento quello che suona come un ultimatum. Sul piatto c'è subito la richiesta di rivedere i contenuti del recente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle assunzioni, in modo da poter garantire ai cittadini il giusto numero del personale nei comuni. Poi ci sono i famosi 7,8 milioni di euro che non arriveranno ai municipi veneti dal fondo di solidarietà. E naturalmente la madre di tutte le battaglie venete, l'autonomia. Sono questi i contenuti del documento presentato dall'Anci del Veneto, che verrà sottoposto a tutti i sindaci della regione e che sarà poi inviato a Roma. Questo fondo di solidarietà vede il Veneto penalizzato per 7,8 milioni di euro. Significa che il governo riconosce 7,8 milioni in meno per servizi che sono destinati ai cittadini. È una doccia fredda che è arrivata con la finanziaria, quindi sotto le feste di Natale. Le ricadute sulla quotidianità dei cittadini veneti sono assolutamente immediate. Ecco perché. Questo governo chiede ai comuni di approvare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre, molti dei comuni veneti l'hanno già fatto e quindi i tagli vanno a penalizzare e costringono i sindaci a dover obbligatoriamente fare dei tagli ai servizi primari per i cittadini. I sindaci del Veneto promettono quindi battaglia e chiedono un deciso dietrofront al governo. Un taglio che noi non accetteremo in alcun modo, abbiamo evidenziato le criticità, abbiamo portato delle soluzioni chiedendo di rivedere i parametri di distribuzione appunto di questo fondo, tornando semplicemente al vecchio sistema. Porteremo 3 proposte costruttive a questo governo, chiederemo di rivedere la distribuzione del fondo di solidarietà, di rivedere i parametri del turnover per le assunzioni dei dipendenti e poi chiederemo a gran voce di rimettere al centro dell'agenda amministrativa l'autonomia. La cronaca adesso con un operaio in gravi condizioni nel Vicentino dopo essere caduto dal tetto di una abitazione. Ci aggiorna su quanto accaduto Gabriella Basso. Gabriella. Buongiorno da Cornedo Vicentino, dove questa mattina tra le 8:30 e le 9 un operaio di un'azienda esterna è precipitato dal tetto della ditta Crocco di via Monte Ortigara, dove stava lavorando. Un volo di 5 metri, l'uomo è stato immediatamente soccorso dal suo 118, intubato sul posto, è stato poi trasportato a San Bortolo di Vicenza, dove è arrivato con un politraumatismo, è ricoverato in rianimazione ma non sarebbe al momento in pericolo di vita. Spinze e carabinieri di Valdanio stanno verificando la dinamica dell'incidente. Di maggiori particolari ovviamente rimando alle edizioni di questa sera dei nostri telegiornali. La linea torna allo studio. Grazie a Gabriella Basso. Intanto si infitisce il mistero della scomparsa di Samira, la 43enne marocchina di Stanghella scomparsa da 2 mesi. Il marito sarebbe ancora in Spagna, intanto in Marocco spunterebbe una seconda famiglia. Mohamed Barbri, il marito di Samira, la mamma di Stanghella, svanita nel nulla ad ottobre, avrebbe pianificato con cura la sua fuga. Ora sarebbe ancora a Barcellona, dove è arrivato con un autobus Flixbus partito da Padova. Il biglietto è costato 109 euro e Mohamed, i giorni precedenti la fuga, aveva chiesto continuamente soldi ai parenti e aveva girato spesso in bicicletta fino a Monselice. Ma la novità che emerge dalle indagini riguarda la sfera privata dell'uomo. Mohamed in Marocco avrebbe 3 figli avuti da un'altra donna.
un'ex compagna di cui Samira era a conoscenza. Non sapeva però dell'esistenza di 3 figli, ne conosceva solo una. Con queste novità e con la fuga pianificata, la posizione di Mohamed si aggrava, ma nonostante sia indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere della moglie, la procura non ha ancora deciso di spiccare un mandato di arresto europeo. Il procuratore generale di Rovigo, sentito dalla trasmissione Rai Chi l'ha visto, ha rivelato che alcune stranezze sarebbero emerse anche visionando i tabulati telefonici di Samira. Alcuni giorni prima della sua scomparsa, avvenuta lo scorso 21 ottobre, la donna avrebbe ricevuto numerose chiamate da paesi esteri con una scheda prepagata: Francia, Svezia, Ungheria e Germania. Forse anche lei, stanca della sua vita a Stanghella, stava pianificando una fuga. Il mistero si infittisce, tanti nodi da sciogliere e una sola certezza: una bimba di 4 anni che in 2 mesi ha perso entrambi i genitori. Il GIP del Tribunale di Brescia, Alessandra Sabatucci, ha rinviato a giudizio Felice Maniero, l'ex boss della Mala del Brenta, in carcere da ottobre scorso con l'accusa di maltrattamenti fisici e psicologici sulla compagna. Il legale di Maniero, che non era presente in aula, ha scelto il dibattimento che inizierà il prossimo 14 febbraio. Dal giorno dell'arresto a oggi, per 4 volte, 2 il GIP e altrettante il riesame, è stata negata la scarcerazione a Maniero, che abitava da tempo a Brescia con una nuova identità. Abbiamo preferito il dibattimento per evitare di elemosinare sconti di pena, ha commentato l'avvocato Luca Broli, perché siamo convinti che la sede dibattimentale sia quella preposta per verificare le accuse. A proposito di accuse, le novità su un delitto che ancora molti ricordano a Mestre, il delitto Pamio. Le novità ce le dice al telefono la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Mestre, confermati 25 anni per Monica Busetto, ritenuta responsabile insieme a Susanna Lazzarini di aver ucciso la vicina di casa, Lida Taffi Pamio, l'87enne, il cui omicidio è stato compiuto il 20 dicembre del 2012 in Viale Vespucci. La Corte di Cassazione ha infatti rigettato il ricorso che è stato presentato dalla difesa dell'operatrice sociosanitaria, che, lo ricordiamo, ora è detenuta nel carcere di Verona e che era presentata dagli avvocati Doglioni, Busetto e De Martin. La scelta della Cassazione mette dunque la parola fine, a meno che nel frattempo non emergano ulteriori elementi per la revisione del processo su un caso di cronaca giudiziaria molto complesso, di cui si parla da molti anni e che ha fatto discutere la città. Il ricorso depositato alla Suprema Corte relativo alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello del 2018 aveva riformato la sentenza a carico della donna, accusata di aver soffocato con il filo del decoder e poi accoltellato la vicina. Un delitto consumato in concorso con Susanna Lazzarini detta Milli, condannata a sua volta. La Corte d'Assise d'Appello aveva condannato la Busetto a 25 anni di reclusione, riconoscendo l'assenza dei futili motivi, ma non concedendo le attenuanti generiche, come invece chiesto dalla difesa. Nelle motivazioni dei giudici di secondo grado, quanto al mancato riconoscimento delle generiche che poi vanno ad incidere sulla pena per circa 1/3, si faceva riferimento alla malevola denigrazione della figura da parte offesa della Busetto, la quale ha cercato di far credere che Taffi Pamio, oltre a presentare altre caratteristiche negative, compisse attività di usura che le indagini hanno invece escluso. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Adesso un grave incidente a Montagnana, è un ciclista che rimane bloccato sotto l'automobile che l'ha investito. Ciclista investito da un'auto in via Trento a Montagnana, l'uomo è rimasto bloccato sotto l'automobile e le operazioni di soccorso sono state piuttosto complesse. Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il 26enne originario del Ghana. Arrivati da est, i pompieri hanno alzato l'auto con alcuni cuscini pneumatici e un divaricatore, riuscendo a sfilare il giovane, rimasto bloccato sotto il telaio della vettura. Prima dell'arrivo dei soccorsi, alcuni cittadini avevano inutilmente provato a liberare il ferito. Il giovane è stato stabilizzato dal personale del SUEM 118 e trasferito in ospedale a Schiavonia. Illesa la donna di 84 anni alla guida dell'auto. La polizia locale ha deviato il traffico e eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora. A Resana, nel Trevigiano, aspiranti ladri laboriosi ma ingenui. La scorsa notte la filiale locale di Banca Intesa, dopo aver neutralizzato la serratura di una finestra e la porta del cavò, utilizzando un flessibile, infatti i malviventi
si sono dovuti arrendere di fronte all'innesco del sistema di allarme collegato con la centrale dei Carabinieri. Una pattuglia d'allarme è giunta sul posto in pochi minuti, ma gli sconosciuti avevano nel frattempo già fatto perdere le proprie tracce. Il tentativo di furto ha provocato alla fine solo danni materiali agli infissi, il denaro è rimasto dunque all'interno del cavò. Lo smog, l'allarme smog, il Veneto che soffoca con le PM10, il Partito Democratico in regione attacca i blocchi del traffico dicendo così come sono fatti sono inutili. Secondo il vocabolario, la parola emergenza indica una condizione di carattere eccezionale che richiede un intervento immediato. Ma può considerarsi ancora emergenza una condizione che si manifesta periodicamente come lo smog in Veneto e il conseguente blocco del traffico? Se lo chiede il Partito Democratico, che ha elaborato una serie di proposte alternative alle politiche fin qui adottate in Regione. Bisogna investire per sostituire gli autobus del Veneto, che sono per oltre il 75% vecchi, sono delle caldaie su 4 ruote che inquinano. Bisogna investire di più nel trasporto pubblico e far circolare meno auto nel Veneto e bisogna coibentare e far risparmiare energia alle nostre case, che sono tra le principali responsabili delle polveri sottili. Qua bisogna spendere. In questa legislatura, sostiene il gruppo consigliare del PD, il Veneto ha investito 10 milioni di euro in misure antismog, troppo pochi. Il blocco del traffico poi è un tampone insufficiente, come dimostra questa cartina. Le macchie rosse e blu sono le città e gli agglomerati urbani interessati dall'accordo padano antismog. Queste sono invece le emissioni di PM10 per ogni comune. Il Veneto è tra l'altro in forte ritardo nella diffusione di auto elettriche. Basta vedere il numero di colonnine pubbliche, meno di 500 in Veneto. Siamo maglia nera in Italia e l'Italia è maglia nera in Europa, quindi gravissimo ritardo. Qui bisogna spingere molto di più perché questo è il futuro dell'auto. Un'ultima battuta è su come si potrebbero spendere gli introiti dei pedaggi della CAV, la Concessioni Autostradali Venete. Si prendono gli utili di queste società e li si mettono per finanziare il trasporto pubblico. La A22 del Brennero, che gestisce l'autostrada del Brennero, utilizza gli utili per potenziare la ferrovia. Questo è il futuro della mobilità. A proposito di ambiente, un modello scientifico per prevedere le piene dei fiumi e quindi agire di conseguenza con velocità, è un modello elaborato dalla Regione ed è un modello unico in tutta Europa. Prevedere per prevenire. Si può sintetizzare così il modello previsionale delle piene fluviali messo a punto dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell'Università di Padova in collaborazione con la Regione Veneto. Un motto semplice per un sistema complesso, un modello unico in Europa al quale sta guardando con estremo interesse anche il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed un modello testato già con successo in occasione della tempesta Vaia. Quali fiumi è attivo questo sistema e quali saranno i prossimi? Ma è attivo già da tempo su alcuni dei principali fiumi del Veneto, quindi tutto il bacino del Brenta-Bacchiglione, sul bacino del Piave, sul Muson dei Sassi, e stiamo lavorando per estenderlo a tutti i bacini del Veneto. È un lavoro di squadra in cui si fa rete tra le opere che vengono fatte sul territorio, come i bacini di laminazione, le previsioni del tempo, questi modelli di calcolo. Assolutamente, è un sistema complessissimo. Quando si parla di protezione civile spesso si pensa alla gestione dell'emergenza, in realtà un aspetto importantissimo è la previsione e la prevenzione. Dunque ad opere come diaframmature, consolidamenti arginali, briglie, bacini di laminazione e ad una previsione meteorologica sempre più accurata si affiancano ora questi sistemi di calcolo che possono disegnare con precisione lo scenario sul territorio, perché non basta sapere quando e quanto pioverà, ma anche quale sarà il riflesso esatto della pioggia sui fiumi. Un modello che peraltro sarebbe applicabile anche alla laguna di Venezia. Vedo che c'è una previsione di una situazione di emergenza, quanto ci vuole a compiere questo calcolo? Beh, pochi minuti, una decina di minuti. È noto lo scenario della previsione meteorologica, in una decina di minuti tutto è realizzato e predisposto, sia i rapporti che servono per dare l'allarme in senso generale, sia anche invece rapporti più specifici che sono rivolti agli specialisti. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo dalla sanità. Lunghe ore di attesa per le chemioterapie, la denuncia dei sindacati che chiedono di rivedere la gestione del day hospital dello IOV di Padova.
Il 27 dicembre una paziente oncologica arrivata allo IOV alle 7:30 della mattina è riuscita a fare la chemioterapia alle 14:30 del pomeriggio. Ha dovuto attendere 7 ore. Casi come questi sono all'ordine del giorno, dicono i sindacati, denunciando lo stato di sovraffollamento in cui versa il Day Hospital e il punto prelievi di oncologia nello stabile del Busonera, dove ha sede lo IOV. Le poltrone che oggi sono a disposizione, perché stiamo parlando di un Day Hospital, sono assolutamente insufficienti per la domanda di salute che oggi esprime il nostro territorio. I pazienti che arrivano oggi allo IOV arrivano accompagnati in spazi molto ristretti, poco accoglienti, devo dire anche, e passare intere giornate così ad aspettare la prestazione, voi capite che non è piacevole. Spazi piccoli e una gestione poco lungimirante della programmazione, denunciano. Per questo, dopo un ultimo incontro con i vertici dello IOV, i sindacati chiedono di trovare spazi più adeguati per i pazienti che arrivano da tutto il Veneto. Vogliamo che ci siano delle programmazioni, vogliamo che i spazi diventano adeguati in base alle persone che ci sono. Vogliamo che venga potenziato Castelfranco, bisognerebbe liberare degli uffici, bisognerebbe liberare dei spazi in maniera che le persone che vengono a soffrire di questo servizio, di queste cure, abbiano gli spazi adeguati. Una situazione al limite che rende difficile anche il lavoro degli operatori sociosanitari, che devono fronteggiare turni troppo lunghi e spesso la rabbia dei familiari dei pazienti, che vedono i loro cari sofferenti attendere per ore la terapia. Come accordi precedenti erano stati definiti un limite massimo di 150 terapie giornaliere al di fuori di quelli che sono i fuorilista, che parliamo di 20-30 persone. Questo porta purtroppo un aumento delle aggressioni nei confronti degli operatori, che chiediamo di maggior tutela da parte della stessa direzione. Parliamo di musei adesso. A Vicenza arriva la nuova card valida 8 giorni da sabato a sabato, e tra le visite è finalmente inclusa anche la Basilica Palladiana. Musei si cambia in meglio, nuova tariffazione, nuovo biglietto unico o meglio card, ma soprattutto rientra nel pacchetto musei anche uno dei principali gioielli di Vicenza, la Basilica Palladiana, una risposta ai suggerimenti che sono arrivati dai turisti stessi. Si chiude definitivamente il cerchio di un circuito che escludeva ancora alcuni musei, in modo particolare la Basilica Palladiana. Quindi, oltre a essere un segnale di riorganizzazione delle tariffe e dell'offerta dei musei civici, è anche il segno di una ottimizzazione di questo servizio. Ma in cosa consistono le novità a beneficio di turisti stranieri e italiani? La card classica è 10 siti museali al costo unico di €20 con la durata di 8 giorni, quindi la possibilità di coprire 2 weekend successivi l'uno all'altra. Dalla card intera, che piace più agli stranieri che generalmente pernottano qualche giorno in più in città, a quella valida 3 giorni, costo €15, e con la quale il turista, per lo più italiano, può scegliere 4 siti museali a piacere tra i 10 della rete. Ci siamo adeguati agli standard a livello anche internazionale, quindi le grandi città, che l'offerta turistica e soprattutto l'offerta del patrimonio culturale di una città attraverso i musei, le mostre, ecco, è fatta da questi strumenti. In più le card sono acquistabili, oltre che allo sportello Yacht, anche in Basilica Palladiana e nei fine settimana anche al punto vendita del Museo Naturalistico in Contrà Santa Corona. A proposito di mostre di Vicenza, un grande successo per una esposizione particolare a scopo benefico che ha radunato un gran numero di appassionati dei mattoncini colorati. La mostra Mattoncini a Vicenza è stato un successo su tutti i fronti. Grande la soddisfazione degli organizzatori, che nel primo weekend dell'anno hanno organizzato una delle più grandi fiere nazionali di settore. 9.375 le persone che sono passate nell'Auditorium delle Maddalene, una delle 5 mostre più visitate in Italia. Raggiunto anche lo scopo per cui era stata ideata la manifestazione: raccogliere 30.000 euro per salvare il proseguo delle attività agonistiche dell'Associazione Nuoto Vicenza, che a fronte di importanti risultati sportivi nelle giovanili non aveva i fondi sufficienti per affrontare le trasferte nazionali. Quasi 13.000 euro l'incasso finale. La differenza è stata donata da importanti sponsor, sensibilizzati proprio dall'iniziativa benefica.
Per la gioia degli occhi degli appassionati di tutte le età, mostra una colossale riproduzione del Titanic di 3 metri di lunghezza, un castello del 1300 di 60.000 pezzi che ha richiesto 6 mesi di tempo per realizzarlo, una riproduzione di set cinematografici che ricordano alcune serie televisive degli anni '80. Una risposta di pubblico che fa venire la voglia agli organizzatori di pensare di riproporre l'evento anche in futuro, a beneficio di altre cause. Un grandissimo successo anche per il quartiere di Maddalene, sicuramente un format da riproporre, un ringraziamento agli organizzatori e a tutti i volontari che si sono dati da fare per, diciamo così, portare veramente tanta gente e per aiutare Nuoto Vicenza. Ringraziamo le 4 associazioni che sono intervenute a questo progetto, Nord-Est Brico, Gli Antipatici, Celebi Verona e Gattoncini. Ringraziamo l'assessore Matteo Celebron che ha reso possibile tutto questo, ma soprattutto ringraziamo voi, oltre 9.000 persone che siete venute a visitare questa mostra. Grazie di cuore. Siamo in chiusura. Erika Baldin del Movimento 5 Stelle e Luigi Susin di Fratelli d'Italia sono gli ospiti questa sera di 20:10, quindi politica in primo piano, fra pochissimo invece ore 13. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Non cambia la situazione, l'anticiclone che garantisce bel tempo sul nostro paese ormai da alcune settimane sarà dominante anche nella giornata di venerdì 10 gennaio. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto iniziali foschie e nebbie in pianura, poi in successivo il dissolvimento e lasceranno spazio ad un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso ovunque. Dopo il tramonto nuove riduzioni della visibilità sulle zone pianeggianti. Temperature minime piuttosto fredde e sotto zero ovunque, massime fino a 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il sole sarà prevalente salvo addensamenti sulle zone costiere ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra -1 e 7 gradi, massime tra 8 e 10 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige con tanto sole e al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime anche qui sotto zero, massime sui 9 gradi. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Grazie per l'attenzione, arrivederci.